un patto che dimostra la maturità sia delle imprese che del sindacato. Si capisce che il benessere comune porta vantaggi a tutti. Competenze digitali, smart working, politiche di conciliazione vita-lavoro, parità di genere, formazione, politiche attive, ammortizzatori sociali sono gli obiettivi condivisi dalle organizzazioni datoriali e sindacali che mercoledì a Belluno, nella sede di Confindustria, hanno siglato il patto territoriale per l'occhialeria per accompagnare e governare il settore che sta affrontando una profonda evoluzione. È un inizio di un percorso. Monitoreremo l'andamento del settore attraverso una consulta fatta sia dalla parte sindacale che dalla parte datoriale e crediamo che nel prossimo futuro, anche attraverso le risorse dei bandi che la Regione ha messo a disposizione, potremmo riuscire a professionalizzare e a riqualificare tante professionalità anche attraverso questo accordo. È un accordo innovativo che mette nero su bianco la necessità di una approfondita analisi delle competenze e che pone la formazione al centro del cambiamento come strumento di politica industriale. Sullo sfondo i problemi di sempre del territorio bellunese che incidono sul suo sviluppo. Nella provincia di Belluno per noi molto spesso è forse più difficile che per altre province, perché è un territorio che è stato abbastanza abbandonato. Mi riferisco alle infrastrutture, alla digitalizzazione, alla banda larga. Ecco, questi sono tutti strumenti che possono aiutare il lavoratore e l'impresa a vivere meglio. Un accordo auspicato dalla Regione Veneto. Ieri al tavolo convocato dall'assessore Donazzan, il patto territoriale è stato accolto come un punto di partenza anche rispetto alla prossima programmazione europea che pure rappresenta una grande occasione di sviluppo nell'ambito del capitale umano.